Ecco, dunque abbiamo il primo dei cavalli dei cavalieri qualificati per questa seconda marcia del Gran Premio Loro Piana. Si tratta di Hervé Godignon, nella Calipso d'Herbier, e il numero 118 di Tessier. For France, the first to go in the second round, Calipso d'Herbier, 118, Hervé Godignon, 8 for the first round. Passi dunque da 8 penalità, la cosa della prima marcia, Calipso d'Herbier, con Hervé Godignon, vincitori ieri Coppa delle Nazioni, perché Godignon è il secondo marcio del Gran Premio, ma lui vinto in passato per ben 2 volte. Elena Perso ora della svedese della classe per il centro di Tessier. La nostra svedese Elena Persson, abbiamo detto 3 volte campione di Svezia consecutive, nata nel 69, Classic, 10 anni da Corrado. For Sweden now, 125, Classic, driven by Elena Persson, 8 for the first round. 2 errori nella prima marcia per la classe che ha perso, che tra l'altro poi sarà seguita nell'ora che crea scappo da Roy Zetterman, che oltre a essere il suo nazionale è anche il suo marito. E ora la volta di Ron Zetterman, come vedete, la Svezia, la Richmond Park, il numero 80 del Tessier, e lui è il primo dei concorrenti che hanno terminato la prima marcia con 4 penalità, con 2 errori. Dalla Sweden, Ron Zetterman, number 80, Richmond Park, the first one to go with 4 balls in the first round.
di finalità della seconda manche per la Richmond Park, totale 8, 4 points in the second round, 8 total points. 8-2 in totale per Richmond Park, che era in settima dopo le due manche, per il momento si tratta del risultato migliore, ma naturalmente mancano ancora 12 cavalli a termine di questa seconda manche. Avremo 6 cavalli ancora a 4 penalità e 3 a 0. Sta parliando. Per l'80 ora è la volta di Alberto, Sella Lorina, 13 di Tessiera, 4 appunto le loro penalità, un percorso che era quasi netto, quello dell'olandese, che se non fosse stato l'ultimo ostacolo, ma ovviamente anche l'ultimo ostacolo fa parte del percorso. E inizia la Lorina vincitore 2 settimane fa a Cervia del Gran Premio dell'Internazionale A, Alberto Sella Lorina, e voilà. Pomona, number 13, Lorina, with by Alberto. Sono 2 errori nella seconda manche per Lorina, 8 di penalità, totale delle 2 manche 12, 8 pole in the second round for Lorina, 12 total pole. E dunque rimane Rollins a fermare con il risultato migliore dopo questa seconda manche, 8 penalità per lui e davanti ai 3 concorrenti che hanno terminato con 12, cioè Albert Soer e Elena Persson ed Hervé Godignon. Dicevamo quindi una situazione molto aperta quella di questo Gran Premio, sono pochi i concorrenti con 0, molti quelli con 4, quindi l'eventualità di un barrage esiste, è possibile, vedremo se così sarà o se invece si giungerà all'epilogo al termine di questa stessa seconda manche. Il vincitore del Gran Premio Roma lo scorso anno non è presente quindi a Siena in questa edizione, è Marco Schutz, lo scorso anno vincitore di Cosma. A proposito di vittorie, ricordiamo che il record di successi di Gran Premio Roma è detenuto da Piero Liseo con 7 vittorie. Ed ecco ora Carlo Roggiani nella Focus, numero 84 di Tessiera, in Italia. Carlo Roggiani ha rappresentato durante la prima manche, finalmente nato nel 69, con Focus ha iniziato la sua carriera internazionale, cavallo che lui ha cominciato a montare da molto giovane. Focus oggi ha 10 anni, è nato in Olanda nel 92, padre del Fortin, hanno portato le prime gare insieme, dai campioni, e poi fino a raggiungere ai massimi impegni internazionali che hanno avuto il Consiglio di Roma, dove tra l'altro lo scorso anno sono stati vincitori di una gara grossa alla Lazio.
4 le penalità della seconda manche per Focus, il totale delle due manche 8, 4 points in the second round for Focus, 8 total. E dunque Carlo Gianni raggiunge al comando della classifica provvisoria Ronnie Zetterman. Se le cose rimanessero così, se avessimo qui la fine della seconda manche, sarebbe loro a guadagnare l'accesso alla gara, essendosi formati al primo posto in seguito con 8 penalità entrambi. Non è così perché abbiamo altri cavalli ancora, e ora è la volta di Filippo Monerson della Lorgana Quinto Garibaldi, dove il numero di testiera, Filippo Monerson nel 54, esordio nella squadra azzurra nel 77, due Olimpiadi, un campionato del mondo, 3 campionati d'Europa per lui, 3 titoli di campione d'Italia. Filippo Garibaldi, Stadone, svedese, nel 91 da Rodi Primo. Raggiunge quindi Filippo Monerson al comando al vertice della classifica 4 anni provvisoria, Ronnie Zetterman e Carlo Rosanni, tutti e tre a 8 penalità. Ed ora è la volta di Bruno Bruxo, nella Dylan del Centro, il numero 14 di testiera. Dylan del Centro ha terminato la Coppa delle Nazioni, abbiamo detto, con un doppio percorso netto l'altro giorno, l'altro ieri, quindi penso insieme ha fatto una gara veramente positiva e in effetti avrebbe potuto terminare a zero anche la prima manche di questo cartello, gli avevo un errore che comunque nulla toglie alla qualità della prestazione di Bruno Corso e di Dylan del Centro. Sono 4 così le penalità con le quali arrivano a questa seconda manche. Fino a questo momento nessuno ha terminato a zero nel percorso della seconda manche. The France are on the 14, the other Centric by Bruno Bruxo. Penalità 4 nella seconda manche, dunque 8 nelle due manche, 4 points in the second round, 8 total. Dopo il grande centro
Corso sarà la volta dell'altro binomio francese che i Coppa delle Nazioni ha fatto doppio zero l'altro giorno e che ha dato una grande dimostrazione di potenza sul percorso di questa prima mancia oggi Gran Premio Loropiana, e cioè Enrico Levallois su Diamante Semi, peraltro anche loro penalizzati da un errore, ma dovrebbe entrare Enrico Levallois con Giuseppe Olli, a meno che non ci sia il ritiro di Enrico Levallois, ci sembra abbastanza improbabile. Giuseppe Olli credo che debba tornare senz'altro in campo tono perché non è il suo turno. In questa fase di gara ovviamente è importantissimo rispettare l'ordine di partenza, partire prima, partire dopo potrebbe spostare l'arco della bilancia a favore dell'uno o a favore dell'altro, quindi ecco che è la volta di Levallois. Su Diamante Semi dicevamo grande prestazione nella prima mancia, nonostante un errore, nonostante le quattro qualità, ma un cavallo che sicuramente ha eloquentemente mostrato grandi meriti, grandi disponibilità su questi percorsi, su questo scatto, su queste difficoltà. Per la Francia Enrico Levallois, Diamante Semi, 59 di testiera, con France 59. L'errore nella seconda manche per Diamante Semi, penalità 4, totale delle due manche 8, 4 in the second round, 8 total points. Arriva un altro errore nella seconda mancia per Diamante Semi e Enrico Levallois, terminano dunque con 8 totali e vanno a raggiungere al lato della classifica provvisoria Ronald Zetterman, Carlo Rosani, Filippo Morris, Bruno Bruzzo e Enrico Levallois, i quali fino a questo momento sono effettivamente qualificati per il barraggio. Vedremo ora Giuseppe Olli, per l'Italia, della Santa Castelli, della Provincia di Cristina. 4 località della loro prima mancia. Cortina, Santa Castello, ma un po' di direzione tra Giuseppe Olli.
Samurai Castello, 8 penalità nella seconda manche, 12 al termine delle due. 8 points in the second round. 12 total points. Ed era l'ultimo dei ginocchi con 4 penalità dopo la prima mancia. Adesso iniziano i tre percorsi decisivi per sapere se la vittoria potrà essere dichiarata al termine di questa seconda mancia o se invece sarà necessario ricorrere al barraggio. Dipende un po' dall'esito di questi tre percorsi. Il primo dei tre è quello che ora affronterà la nazionale statunitense Glenn Rothman, sarà a Charlton, prima dei tre binomi a 0 penalità nella prima mancia. Now we have the first binomi clear in the first round for United States, Charlton, number 107, by Glenn Rothman.